Siamo tornati in diretta, abbiamo cambiato come di solito il nostro stile dei Reporter per te, sia la tematica, ma questa sera, visto che siamo in questo studio che per me insomma ha dei ricordi, degli affetti particolari, abbiamo la bellezza di avere due ospiti. Quindi vado subito a fare il galantuomo presentando Letizia Ingrosso, vicepresidente Comitato Crisi Regionale Sanità Veneta. Buonasera. Grazie di essere qua e un saluto anche a Giampaolo Fagan, direttore di ANISAP Veneto e Trentino Alto Adige. Buonasera. Io non vi ho invitato purtroppo per parlare di cose piacevoli, a me piacerebbe più fare trasmissioni divertenti, ma ahimè ho questo ingrato compito. Sorrido, ma subito entriamo nella tematica. Allora, sanità accreditate a rischio chiusura. Ci siamo addentrati in questa tematica tempo fa, insomma siamo entrati in questa tematica perché avevamo già sentore da un bel po' di tempo che qualcosa non andasse per quanto riguarda insomma le accreditate, insomma vengono chiamate così, sono quei laboratori dove in pratica uno si reca quando nel pubblico non c'è la possibilità di essere ricevuti subito perché si hanno delle urgenze, ma ci si reca come ben sapete lo stesso con il titolo, quindi la famosa ricetta che si può utilizzare anche in questi studi che sono alla fin fine privati ma in convenzione con appunto la sanità. Allora io vado a fare velocemente un salto nel passato per capire un po' che cosa è accaduto. Nel 2011, pensate un po', la Regione stanzia 169 milioni proprio alle accreditate di cui vi sto parlando. Dopodiché nel 2012 che cosa accade? La Regione fa un taglio drastico di 139 milioni. Pensate che con questo gioco si perdono addirittura 5 milioni di servizi, quindi di prestazioni elargite quindi al cittadino. E sono cifre veramente incredibili, grandi, proprio sto parlando della nostra Regione oltretutto. E poi loro protestano, quindi gli addetti ai lavori protestano, la Regione fa anche due conti, dice mi sa che abbiamo sbagliato qualcosa e nel 2013 regala, quindi almeno promette sulla carta, un extra bonus di 23 milioni di euro. Ho detto, se avete fatto caso, solo sulla carta, perché questi soldi non sono mai giunti, giusto? Una piccola parte. E voglio anche sottolineare una cosa. Loro però avevano già a volte elargito, mettendo di tasca propria le prestazioni, perché tanto dice poi la Regione ce le rifonde, insomma, giusto? Di solito è sempre funzionato così. Se uno ti promette, ti do, dopo sicuramente tu speri, perché noi viviamo sempre, ancora oggi viviamo nella speranza, perché dicono che la speranza è l'ultima che ti abbandona e siamo costretti a vivere nella speranza ancora oggi, perché ancora oggi non sappiamo del 2014 quale sarà la nostra certezza, ok? O la conosciamo in parte e comunque noi abbiamo lavorato per il 2013, la fine del 2013, nella speranza che arrivasse questo extra bonus che è stato in parte, una piccolissima parte dei 23 milioni e quindi... Elargita, quindi vi è arrivata insomma una piccola parte. Piccolissima parte, quindi abbiamo lavorato diciamo un terzo di quello che era... Fagan, io so che siete scesi in piazza proprio nel weekend, domenica, giusto? Eravate veramente, ieri eravate veramente tanti, avete fatto una splendida, mi viene da dire, manifestazione. Io dico splendida perché? Perché quando non accadono spiacevoli incidenti, quando le famiglie, quando le persone, insomma, si ritrovano a dimostrare ciò che sono i propri diritti, per me è un qualcosa di sacrosanto e quindi è positivo. È andata così? È andata proprio così. È stata una presenza, chiamiamola massiccia, da parte dei lavoratori, da parte degli imprenditori. Abbiamo anche delle fotografie che poi chiedo alla regia di mostrare. E poi questo ha dimostrato poi tutta, diciamo, l'organizzazione e lo svolgersi della manifestazione del corteo lungo le vie cittadine, veramente anche, chiamiamolo, con una simpatia, un'empatia da parte, diciamo, del pubblico che ci ha ovviamente anche addirittura applaudito, molti si sono poi accodati, che li abbiamo resi partecipi, anche se molti di questi ovviamente hanno detto che sono al corrente della grave situazione che l'ambulatorietà privata sta vivendo e perché hanno provato sulla loro pelle, capiamo cosa vuol dire, andare a chiedere prestazioni specialistiche ambulatoriali, soprattutto di medicina fisica e riabilitativa e di
radiologia, perché quella della tematica della medicina di laboratorio ha tutta un'altra serie, chiamiamola, di impostazioni, perché si fa il prelievo e quant'altro, mentre per quanto riguarda le altre due branche, come vengono chiamate in termine tecnico, invece i problemi sono seri, molto seri. A proposito, diciamo, ringrazio la regia budget, per aver agevolato anche le immagini, sì, di cui insomma parlavamo. Dalle immagini si vede benissimo, diciamo, la manifestazione di ieri, che è stata una corale, chiamiamolo, con partecipazione, che andava da Belluno a Rovigo, Venezia, da Verona a Venezia, quindi tutte le 7 città, chiamiamole, del Veneto erano rappresentate in maniera chi massiccia, chi un po' meno, perché anche le presenze, chiamiamo, delle strutture, diciamo, sono a macchia del leopardo sul territorio. Comunque dicevo questo per quanto riguarda invece l'aspetto veramente dei budget che sono stati falcidiati, diciamo inopinatamente, senza nessun preavviso da parte della Regione. Il 19 dicembre 2012 improvvisamente ci accorgiamo, con la famosa delibera 2621, che i budget sono stati tagliati mediamente del 30%, con punte anche del 40-45%. C'era anche, ricordiamo, mi piace ricordare che c'era anche il famoso momento della spending review, dove si tagliava comunque anche nella sanità, quindi nella sanità pubblica, quindi tagli di qui, tagli di là, tagli di là, la gente doveva finire. Diciamo che la spending review ti dava dei precisi indicatori, che era dallo 0,5 nel primo anno fino ad arrivare ad un massimo del 2%. Lei dice, invece noi non sapevamo. No, invece la regione, la nostra regione, che sa effettivamente fare molto bene i conti, ha applicato questa regola come veramente uno scienziato della matematica, e l'ha portata, anziché dallo 0,5 a un massimo del 2, ha portato un 30, 40, 50 fino all'80% in alcuni territori. Poi diciamo che questa cosa qua è stata ancora più agevolata, perché uno mi dice: perché 30, 40, 50 per cento di taglio? Perché sappiamo che con l'introduzione di una delibera che dà il potere ai direttori generali, si sono venuti a creare all'interno del nostro territorio la bellezza di 21 USL tutte completamente differenti, quindi ogni direttore generale fa il suo gioco, fa la sua sbagliata analisi del territorio, molto errata, perché effettivamente se questi sono i risultati che dobbiamo scendere in piazza per farci sentire, vuol dire che sono sbagliate a monte le analisi che sono state fatte, e di conseguenza vengono applicate da ognuno la loro percentuale di taglio. Ecco che è anche corretto dire che comunque voi snellite un pochino ciò che sono le lungaggini del pubblico, e scusate, perdonatemi, io sono un po' vanesio, per quello faccio anche questo, oltre ad essere curioso. Volevo comunicare alla nostra regia che non vediamo più il monitor spia, e quindi non so se vengo bene in camera o no. Sono tecnicismi per far capire che non c'è più il monitor. Non c'è più il monitor, in realtà non sono così vanesi. Ci hanno oscurato. Ok, quindi vi chiedevo, servite anche proprio a questo, anche a snellire. La nostra funzione non è di metterci al posto della sanità non è pubblica. concorrenza, la sanità pubblica deve funzionare. Noi siamo, come sanità, una delle eccellenze. Il Veneto e la Lombardia sono eccellenze in sanità. Il Veneto, poi sappiamo, specialmente Padova, gran dottori, siamo conosciuti dappertutto, lo dicevano ancora ai tempi che furono. Esatto. Quindi ora non possiamo andare a rovinare una cosa che funziona. Il pubblico funziona, c'è una buona sanità, ma noi non vogliamo andare contro il pubblico, ma noi vogliamo essere d'aiuto lì nella parte specialistica, dove nel pubblico siamo già al collasso. Quindi parliamo di radiologia, parliamo di fisioterapia, ecco che allora noi dobbiamo essere di ausilio, bisogna puntualizzare il rapporto, chiamiamolo, all'interno di questo sistema. Il sistema, chiamiamolo, delle prestazioni che i cittadini chiedono, ovviamente con la ricetta rossa, diciamo, viene erogato o dal pubblico, cioè dall'ospedale o dalle strutture pubbliche, e dal privato accreditato, chiamato anche convenzionato. Allora qual è il problema? Qui le strutture ambulatoriali accreditate, quelle che hanno ricevuto il famoso bollino dalla regione, sono state viste, regolate, controllate, c'è un tariffario regionale. Queste lavorano, diciamo, in sinergia, quindi con il pubblico. Noi non siamo complementari al pubblico, perché, diciamo, il cittadino va dove ritiene di andare per 1001 motivi. E quindi noi, queste sono, diciamo, anche le accreditati, è un servizio pubblico, danno servizi pubblici a gestione privata. Però all'interno di un sistema. E quindi quello che noi imputiamo alla regione, che dovrebbe invece ovviamente
usufruire di più di tutte di queste, chiamiamole, opportunità che sono dislocate sul territorio, in modo da dare risposte ai cittadini, al di là del problema, chiamiamolo poi, dei costi, perché c'è stato da parte della Bocconi, Università Bocconi di Milano, nel 2007-2008 un'analisi con delibera della Regione Veneto, quindi è stata la Regione del Veneto che ha commissionato questo, la quale anche l'ambulatorietà privata faceva parte in tutte e tre le branche: laboratorio di analisi, medicina fisica e riabilitativa e anche radiologia. Ebbene, qual è stato il risultato? Che oggettivamente, perché questi sono dati obiettivi, le prestazioni date dal sistema ambulatoriale venivano a costare meno. Noi teniamo anche conto che il pubblico poi svolge tutta una serie di altre realtà e quindi qui non c'è nessunissima competizione. Noi vogliamo lavorare ancora in maniera ancora più integrata in un sistema. Quello che ci manca qual è? Il problema: con la Regione non c'è nessun dialogo. Non c'è il dialogo, certo. Soprattutto con questa amministrazione, queste, regionali, in questi ultimi 4 anni hanno chiuso totalmente i rapporti Fagan, con tutte io le spesso strutture. con iReporter per te E questo lo dico proprio in maniera schietto e chiaro. schietta, chiara, non dico da arrabbiato, ma quasi, ma si sente, perché questo è inconcepibile da parte di una pubblica amministrazione. Dicevo, Fagan, che io spesso con questa trasmissione vengo a scoprire delle realtà di incomprensione o di mancanza di dialogo proprio con le istituzioni, nel senso che si cambiano regole, si dettano leggi nuove senza che il cittadino proprio in sé sappia nulla, sappia della nascita appunto di questa regola o di questo cambiamento. Allora, noi al telefono abbiamo un amministratore delegato molto importante per quanto riguarda Padova, sto parlando di Data Medica, quindi saluto Federico Regazzo al telefono. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. La so impegnato in una riunione molto importante e la ringrazio quindi per averci concesso un attimo del suo prezioso tempo. Le voglio chiedere scioccamente e schiettamente che cosa rischiate appunto con questi tagli, proprio per far capire ai nostri telespettatori e quindi al cittadino comune quello che stiamo alla fin fine rischiando noi. Prego. Purtroppo in questo ultimo anno e mezzo, diciamo 2, le nostre aziende, da quando c'è questa amministrazione, stanno soffrendo molto, perché ci sono stati questi tagli inconcepibili e incontrollati da parte della Regione, e quello che rischiano le nostre aziende, nella migliore delle ipotesi, è quello di ridurre il personale. E questo non ci piace come cosa? No. No, direi proprio di no. Le posso chiedere più o meno quante persone indicativamente sono impiegate in Data Medica, proprio anche per far capire ai nostri telespettatori quello che è anche poi il dramma di famiglie che poi vivono sul punto di domanda del tipo: avrò uno stipendio futuro o no? Certo, il nostro gruppo in questo momento occupa circa 250 dipendenti e quasi altrettanti, se non di più, collaboratori. Nei collaboratori ci sono i liberi professionisti, i medici che lavorano. E quindi la prima conseguenza è quella purtroppo di un taglio del personale. Dove si riesce si cerca soltanto di ridurre l'orario, e quando non ci si riesce si è costretti a prendere delle misure più gravi. Il problema è che con questi tagli rischia di non essere sufficiente nemmeno questo, e per assurdo la Regione, facendo tagli indiscriminati e senza distinzione tra aziende e aziende, tra chi lavora in un certo modo e chi lavora in un altro, penalizza le aziende che negli anni hanno investito di più in qualità e in efficienza, perché inevitabilmente hanno ridotto i margini, per cui i costi fissi restano molto elevati, e dove si riesce ad agire sono i costi variabili, ma questo rischia di non essere sufficiente. Le faccio un'ultima domanda, non per addentrarmi troppo nei fatti personali della sua azienda, ma siccome abbiamo rimarcato inizialmente che spesso siete voi ad anticipare ciò che sono i costi delle prestazioni, voi siete anche a rischio credito da parte della Regione? Qui bisogna fare una distinzione tra USL e USL, perché
noi ci troviamo in una, ed è un altro dei problemi che abbiamo, è quello che in Veneto ci sono 21 USL e ci sono 21 sistemi sanitari diversi. Esatto, lo stavano appunto rimarcando gli ospiti. Ecco, appunto, sì, forse mi ripeto tra quello che è stato detto. Non si preoccupi. E quindi anche qui è molto variabile tra un USL e l'altra, anche nei pagamenti. Per quello che riguarda il nostro caso ci sono delle situazioni abbastanza buone, che è quella dell'USL di Padova, e situazioni assolutamente tragiche e ingestibili come quella dell'USL 14 di Chioggia, che addirittura ha pagamenti oltre l'anno. Grazie, grazie, buona serata. Prego, grazie e buona continuazione a voi. Grazie a Federico Regazzo, amministratore delegato di Data Medica, che per chi non è di Padova comunque sottolineo essere una realtà molto importante, e ce ne sono tante nel nostro territorio. Certo. Ma il problema più grave è per quello che E poi la noi domanda. come comitato di crisi regionale noi rappresentiamo gli stakeholder del settore e soprattutto i lavoratori di questo settore, lavoratori che molto spesso mi domandano: ma quanto è l'indice, la percentuale di persone che hanno perso il proprio posto di lavoro? Siamo partiti con l'1-2%, stiamo arrivando a un 15% e stiamo salendo. Perché? Perché la realtà è brutta, perché molte strutture sono piccole, come le nostre, Sì. sono piccoline. Non parliamo dell'USL 16, ma parliamo anche di altre USL dove ci sono strutture molto piccole, dove hanno pochi dipendenti, e molto spesso il licenziamento, la riduzione di orario e questo non si viene a sapere nelle stime generali. Però io penso che su 3.000-3.500 persone, che sono quelle impiegate nella sanità veneta, un 15% sia tanto. Ci sono delle strutture che magari hanno anche lasciato a casa una famiglia intera, si cerca di no, però sono numeri che devono far pensare una regione che dice che vuole creare nuovi posti di lavoro, che vuole fare qualcosa di diverso, ma a questo punto qua per me è tutto propaganda elettorale, pubblicitaria. Beh, perché siamo nel periodo giusto, no? Siamo nel periodo giusto, ho capito, però allora a questo È così. punto qua quello che noi chiediamo in sono negativo poi. sono i Ma fatti, più che altro in preparazione delle regionali prossime, quindi c'è Allora, tutto un voglio disegno. fare a voi due una domanda a ciascuno. Sì. Allora, scusate se sono crudele nel porre la domanda. Io sono Crudelia, vedi come mi sono In pettinata. tempo di crisi, uno adesso oggigiorno dice: beh, vita mia, no? Morte tua. Sì. Quindi vorrei far rimarcare a voi l'importanza di non perdere questi posti di lavoro e non perdere questi insomma centri, perché la gente magari appunto fa questo pensiero e dice: vabbè, ci metterò quei 2 mesi, 3 mesi in più, ma comunque c'è sempre il pubblico. Voglio che voi facciate capire invece che cosa perdono. Prego. Sembrava crudele la domanda, ma non lo è. No, non è crudele. Intanto voglio dire E che poi arriva lei l'altra domanda. la sanità è un bene di tutti, non dei veneti, ma è un bene legato alla persona. Sì, poi se no finiamo come gli americani a pagarcela. Infatti noi non dobbiamo, allora io dico sempre che c'è chi, specialmente i pensionati eccetera, hanno versato una vita di contributi per assicurarsi questa sanità che adesso gli viene tolta e che molto spesso sono costretti poi a pagarsela perché le liste d'attesa sono interminabili. La nostra presenza all'interno del territorio fa sì che vengano abbassate queste liste d'attesa, fa sì che ci sia un pronto intervento nella prevenzione delle malattie che adesso non si fa. Perché la gente nel giro di 1 anno e mezzo non si cura più, non afferisce neanche più le strutture per curarsi, perché già l'aumento del ticket dei 10 euro ha portato uno sbilancio nei bilanci delle famiglie e di conseguenza la gente non fa più prevenzione. I tagli mostruosi che vengono fatti non li andiamo a vedere adesso, le ripercussioni di una politica sbagliata non la si vede adesso, la si vede da un paio d'anni, esatto, quando non ci sarà più lungimiranza. niente da fare. Il problema nostro è questo: noi vogliamo lottare perché ci venga riconosciuto quello che da anni rappresentiamo nel territorio, che è quella assistenzialità che va in aiuto all'ospedale per dare maggior
come si può dire, maggior cura, maggior attenzione al paziente, Presenza, e per arrivare mi viene da dire maggior presenza da parte della sanità ai cittadini, che comunque, ho detto, non finiamo come gli americani che ce la paghiamo, ma alla fine ce la paghiamo davvero lo stesso. Adesso sì, è sempre peggio. Abbiamo al telefono il signor Alberto Bressan, lo abbiamo chiamato proprio per sentire un pochino la sua opinione su uno piuttosto che l'altro, quindi si parla, diciamo, della convenzionata, l'accreditata, chiamatela come preferite, e il pubblico. Sentiamo qual è la sua esperienza. Buonasera Bressan, grazie per la sua testimonianza, la utilizzo appunto come testimone. Perché, insomma, secondo lei non dovrebbero morire questi centri medici? Guardi, tanto perché sono in grado di dare una risposta eccellente, efficace, di qualità e in tempi molto rapidi normalmente, sicuramente molto più rapidi soprattutto su determinate prestazioni rispetto a quello che uno trova in parte pubblica, almeno oggi. Pronto? È ancora lì? Pronto? Sì, Certo. sentivo qualche disturbo. Prego, la lascio proprio parlare, a lei la parola. No, le dicevo, guardi, le strutture convenzionate oggi, per quella che è la mia esperienza, sono in grado di rispondere in tempi molto brevi, di rispettare, di abbassare sicuramente le liste d'attesa, di rispondere con efficacia sul territorio, con qualità, con competenza, cosa che a volte il pubblico, soprattutto in tema, il pubblico parlo quello gestito direttamente da parte pubblica, perché ricordo che le strutture convenzionate sono strutture di fatto pubbliche a gestione privata. Quindi, e le chiedo inoltre la sua esperienza per quanto riguarda i costi, perché c'è sempre un po' questa convinzione che però sai, la convenzionata, le accreditate costano un po' di più. È così secondo lei? Perché ti devono pagare? Le strutture convenzionate, l'utente si rivolge alle strutture convenzionate e paga il ticket, ammesso che sia un utente eleggibile di pagare il ticket, piuttosto che in esenzione. Per quanto riguarda il costo sui bilanci pubblici, le tariffe, le strutture convenzionate vengono pagate a tariffa, quindi è esattamente un costo certo, che mentre nel mare magnum di una sanità enorme, probabilmente è anche difficile determinabile il costo esatto della prestazione. In ogni caso esistono studi molto approfonditi fatti da questa regione in merito ai costi delle prestazioni sanitarie, fatti da enti terzi come la Bocconi, dove il risultato è abbastanza, anzi non abbastanza, è assolutamente chiaro: la prestazione fatta in struttura convenzionata costa meno. Io la ringrazio, qui siamo sempre di corsa visto che siamo in diretta, e grazie per la sua testimonianza. Buonasera Bressan. Grazie. Buonasera. Per sorridere, ma la tematica non lo permette, mi viene da dire, speriamo che però i conti non l'abbia fatto quel famoso professore che arrivava dalla Bocconi, non so se se lo ricorda, un certo Monti. È così, tanto per strapparle un sorriso. È arrivato dalla Bocconi, ma veramente ha girato un po' qua e là. E hanno fatto i conti veramente in una maniera super partes, questa volta bene, esatto. Questo non c'è dubbio. Allora, ed è per quello che probabilmente la regione l'ha un po' secretato. L'ultima volta io ho intervistato, ho avuto la fortuna di parlare con la dottoressa Lia Ravagnin. Certo. Ok, volevo capire una cosa che mi ha lasciato un po' il dubbio. Non si può da 2 anni andare nelle altre USL regionali, nonostante ci sia il trattato di Schengen, l'Unione Europea, a fare delle prestazioni, a richiedere le prestazioni. Mi spiegò che prima vanno tutte le persone di quel posto e dopo poi arrivi tu. Ti metti in coda. Ma se io telefono, è quello che non ho capito, se io telefono, domani telefono e quindi mi dicono allora tu il 19 del mese prossimo hai la prestazione, come funziona sta cosa del fatto prima loro e poi io? Beh, d'altra parte ovviamente avendo l'anagrafe, chiamiamola D, loro vedono immediatamente da che usa sei primo e secondo, domandano lei da dove proviene. No, nel senso, io ho telefonato per il 19, mi avete dato l'appuntamento. Come funziona il fatto poi di finire in coda rispetto alle persone di quella regione? Perché prima... Se chiamano altri per la stessa patologia, com'è? Non ho capito questa cosa. Nel momento in cui si chiama c'è il call center che risponde, no? Quindi il call center ovviamente fa lo screening, vede esattamente, domandano tutti i dati poi della ricetta, da dov'è e da quale uso proviene, e quindi nel momento in cui diciamo vedono se ci sono disponibilità, bene, altrimenti lei disponibilità dei locali, di quelli appartenenti a quella uso, altrimenti lei passa, diciamo, in coda, grazie. In coda. Allora,
E quindi questo per ribadire il concetto in chiusura, che sta... stavo salutando. Solamente per dire, noi ribadiamo ancora una volta il concetto. Con la Regione ovviamente noi vogliamo continuare, anzi riprendere i colloqui, esatto, dialogare come si conviene. E quindi su questo abbiamo visto anche ieri tutti i partecipanti alla conferenza stampa che si sono meravigliati, increduli, non credevano che la Regione avesse chiuso da anni i rapporti con le strutture ambulatoriali private accreditate, perché dice questo non può farlo una struttura pubblica. Lo ribadisco qui pubblicamente e lo ribadisco anche attraverso questo. Ovviamente che la Regione non ha a cuore la salute dei veneti, questa poi alla fine di tutto il ragionamento. Per dovere una battuta in chiusura anche naturalmente. Ma io dico solo questo, una Ingrosso. politica sbagliata cosa sta portando? Sta portando ad avere dei costi in più da parte della Regione, perché come abbiamo visto l'apertura degli ospedali notturni non ha portato a niente, ma si stanno chiudendo, però lo scialacquo del denaro pubblico c'è stato. Oltretutto stanno dilagando le malattie, si fa meno prevenzione e oltretutto dai dati statistici che possiamo avere in mano stanno aumentando il numero degli esenti. Perché? Perché i redditi cioè le persone si stanno sempre più impoverendo e di conseguenza la Regione è chiamata a tirare ad un esborso di denaro ancora più grosso. Politiche sbagliate equivale veramente a non andare da nessuna parte. La richiesta appunto di essere ascoltati in Regione come attori di un sistema che deve funzionare e la volontà che questo sistema continui ad essere eccellente come lo è stato fino adesso dagli anni scorsi. Se ciò non avviene, noi torneremo in piazza, saremo sempre in piazza a difesa del diritto della salute, del diritto del lavoro e del diritto di libera scelta, perché tutti dobbiamo poterci curare dove vogliamo. Aprono le frontiere e la nostra Regione quasi quasi le va a chiudere. Grazie a Letizia Ingrosso e grazie anche a Giampaolo Fagan, e in regia ringrazio Nicola e Denis. Sappiate che noi torniamo domani sera alle 19:15 come sempre. Questa sera abbiamo avuto l'eccezionalità di questo studio, ma vi aspetto come sempre con tutte le nostre tematiche e siamo sempre a disposizione se volete che ne tocchiamo delle altre. Fatecelo sapere, mi raccomando, quindi redazione@triveneta.tv oppure 049 80 777 53. Vi aspetto domani come sempre, restate sempre in compagnia del gruppo editoriale TV7 perché dopo di me ci sarà lo sport e tanti altri intrattenimenti proprio su misura per voi. Buona serata e grazie ancora. Grazie, buona serata.